oggi qua leggendo con l'apertura della nostra sede. Devo dire che sono un po' emozionato. Volevo ringraziare intanto le autorità, giusto che prendo il nome perché i nomi non lo ricordo, vorrei evitare delle gaffe. Quindi al sindaco di Agrigento Francesco Micichè, va bene, per essere presente, l'assessore Costantino Ciulla, Gioacchino Alfano, poi il locotenente Cesare Imbrici, commissario La Lumia e il rappresentante della questura, il viceprefetto Nuara, per essere tutti presenti, Don Gerlando Montana Lampo. Detto questi i ringraziamenti di rito, oggi non voglio parlare di cosa si occupa EcoGreen, cosa fa a livello nazionale, no, semplicemente due parole per dire a livello siciliano. Siamo tutti siciliani, ci teniamo tantissimo. Abbiamo due obiettivi, uno quello economico, cioè portare nelle famiglie, nelle aziende e anche nei comuni, caro sindaco e gli altri sindaci, il risparmio energetico. Per i comuni voglio fare una piccola premessa. I comuni che hanno avuto dei problemi con i pagamenti pregressi o che sono in dissesto finanziario si trovano in una specie di limbo dove pagano delle tariffe dettate dallo Stato che sono molto alte. Immaginate una grande fossa, un buco, io la chiamo a volte come quella di Dante Alighieri, l'inverno, dove questi comuni stanno lì dentro ma non possono uscire in alto verso il mercato libero e ci sono delle offerte molto più vantaggiose. Bene, noi di EcoGreen ci siamo proposti e prefissi piano piano di aiutare questi comuni a uscire da questo mercato dove sono vincolati ai prezzi alti, a recarsi piano piano nel mercato libero. Questa è una missione che ci siamo dati. Poi sul sociale, con l'apertura dei negozi che andremo a fare in Sicilia ma anche nell'Italia capillare, creeremo dei posti di lavoro, ma specialmente per la Sicilia, che sappiamo che è un problema che abbiamo questo del lavoro. Noi nel nostro pensiamo di contribuire parecchio. Detto questo, oggi è una giornata dedicata un po' al conviviale, faremo un bel brindisi. Voglio lasciare la parola al sindaco di Agrigento Francesco Micichè, anche perché la nostra sede amministrativa provinciale ricade sotto la città di Agrigento, a dire due parole per EcoGreen. Caro Marcello, mi fa emozionare, sì, grazie, buonasera a tutti, saluto le autorità presenti, civili, religiose e militari. Ringrazio di nuovo la tua iniziativa, sono lusingato, orgoglioso stasera per questa inaugurazione. Naturalmente tu sei il futuro, rappresenti il futuro, stai dando anche un input diverso alla nostra società, al nostro territorio. Già ne avevamo parlato per quanto riguarda queste energie alternative o comunque sostenibili, e i comuni hanno in effetti bisogno di questa tipologia di imprenditori. Noi non siamo in dissesto, abbiamo però spesso serie difficoltà economiche anche per le tariffe che già ci sono esistenti, quindi avere un libero mercato e poter partecipare e poter in effetti superare quelle difficoltà che noi abbiamo non indifferenti, anzi devo dire per quanto riguarda i consumienti siamo in pari, però se a volte ci troviamo veramente in seria difficoltà. E poi l'altro plauso che ti devo fare proprio per dedicarti ai nostri giovani. Già per quanto riguarda i sondaggi che fa il Sole 24 Ore, proprio la settimana scorsa è uscito che Agrigento è il 17esimo per la soddisfazione, il 17esimo in tutta l'Italia per la soddisfazione che i giovani hanno per restare nel nostro territorio, addirittura in un sottogruppo che non ricordo quale sia, è la prima in Italia, quindi vuol dire che c'è un interesse da parte di voi imprenditori di dedicarvi poi proprio alle nostre future generazioni, che poi non più future sono, ma sono reali, sono loro che rappresentano la nostra società, e quindi che dire, complimenti e grazie ancora. Grazie a te Franco. Benissimo, adesso il tradizionale taglio. Ecco. Dove la forbice? Vorrei però l'equipe di EcoGreen con me.